Calciomercato Napoli, colpo scudetto direttamente dalla Premier League. Affare fatto, signori. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale I Signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche. Se vi va, vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Detto questo, allora, il Napoli si trova con 3 punti di vantaggio a sole 4 giornate dalla fine di questo campionato e vede suo lo scudetto appunto alle porte, diciamo lì pronto da prendere, con un'opera incredibile da parte di Antonio Conte che sta portando il club alla vittoria dello scudetto. Dopo questo successo però c'è voglia di rilanciare e proprio per questo motivo si valuta un colpo dalla Premier League. Il nome è osservato da diverso tempo e stiamo parlando di lui, sempre lui, Alejandro Garnacho. Il profilo perfetto che per poter puntare appunto anche ad altri obiettivi, soprattutto qualora il Napoli appunto giocherà in realtà quasi sicuramente, no? Nella prossima Champions League, e quindi per avere un Napoli ancora più competitivo in Europa, proprio come in Italia. Affare da circa 50 milioni di euro. Il discorso, signori, è che Garnacho non verrà, non è, diciamo, non viene visto da Mourinho fondamentale in vista della prossima stagione. Il fatto di aver rifiutato una ricca proposta economica dal Napoli lo scorso gennaio è stata fatta per cercare di valorizzare il giocatore in questi mesi prima della fine di mercato, in modo tale da provare a scatenare un'asta nella prossima estate. Tentativo fallito dallo United. Garnacho non è mai entrato nelle rotazioni in maniera stabile di Amorim e non ha mai dimostrato di valere appunto 70 milioni richiesti dal Napoli, dallo United. A questo punto De Laurentiis e Mann hanno lavorato benissimo, hanno continuato a offrire la cifra di 50 milioni e da quello che ci filtra lo United sarebbe propenso a accettare questa offerta di 50 milioni di euro direttamente dal Napoli, che così reinvestirà una parte della cifra incassata da Kvaratskhelia, attenzione, a gennaio, per il giocatore argentino dello United, considerato un vero e proprio astro nascente del calcio argentino. Attenzione, perché il Napoli potrebbe anche inserire Garnacho volendo nella trattativa legata a Victor Osimhen, ma da quello che sappiamo De Laurentiis vorrebbe monetizzare direttamente dal nigeriano, in quanto si potrebbe scatenare un'asta la prossima estate con Juve, Paris Saint-Germain e United, ma attenzione anche sul fronte arabo ci potrebbero essere novità, e quindi su Victor Osimhen potrebbero addirittura arrivare più soldi rispetto a quelli della clausola rescissoria. Detto questo, signori, Napoli primo in classifica, lavoro straordinario di Conte e mercato soprattutto in fiamme, perché veramente il prossimo anno prepariamoci ad avere un Napoli stellare. Detto questo, ditemi cosa ne pensate di Garnacho e se secondo voi riusciremo a chiudere la vittoria di questo scudetto. Ditemi cosa ne pensate, grazie per essere stati con noi.